Oggi è mercoledì 30 dicembre 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 30 dicembre 1993. In Vaticano la Santa Sede e Israele firmano l'accordo che istituisce per la prima volta relazioni diplomatiche tra i due stati. L'intesa è stata raggiunta il giorno prima, al termine dei lavori della Commissione bilaterale permanente di lavoro, iniziati il 29 luglio precedente. L'accordo fondamentale tra la Santa Sede e lo Stato di Israele prevede lo scambio di rappresentanti ufficiali successivamente alla sua entrata in vigore, che avviene nel marzo successivo. A giugno vengono stabiliti anche rapporti diplomatici con un nunzio apostolico accreditato in Israele e un ambasciatore israeliano presso la Santa Sede. L'accordo fondamentale stabilisce anche il dovere di Israele di osservare il diritto alla libertà di religione e di coscienza e le garanzie per i luoghi sacri. Si chiude così un percorso di diffidenza reciproca, nonostante il Vaticano abbia tenuto contatti di lavoro non formali con lo Stato israeliano fin dalla sua fondazione, il 15 maggio 1948. A rendere difficili in tutti questi anni le intese era stato anche il timore di ritorsioni da parte del mondo arabo ostile a Israele. Un timore venuto meno dopo che il Vaticano aveva aperto un dialogo con l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio della Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.